In 3 mesi, da luglio ad ottobre, sono riusciti a spacciare 47 kg di eroina e cocaina, un volume di affari che supera i 260.000 euro. La squadra mobile di Padova ha stroncato un florido traffico di stupefacenti gestito da un'organizzazione composta da albanesi e tunisini. Nell'ultimo blitz 9 persone sono state sottoposte a misura cautelare, 14 indagate. Tutto era iniziato ad ottobre, quando durante un controllo stradale in via Turazza a Padova era stato fermato un 43enne albanese, Indrit Memai. Controllando il vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero, i poliziotti avevano trovato un paio di calzini con all'interno degli involucri contenenti 7,5 etti di eroina caramellata e delle chiavi che aprivano una casa a Bosaro, nel Rodigino, adibita a raffineria della droga. Le indagini poi hanno portato a ricostruire la filiera dello stupefacente. La banda infatti era formata da 3 livelli, ognuno con un ruolo preciso. Gli albanesi erano i trafficanti che portavano la cocaina e l'eroina in Italia, mentre i pusher macrebini la spacciavano a Padova, soprattutto nel quartiere di Mortise. In mezzo una coppia di padovani che facevano da tramite, prelevando la droga dagli albanesi e consegnandola alla banda di tunisini, capitanata da Jamel Chebbi di Cavarzare, detto Michael Jackson per la somiglianza con il re del pop, un personaggio scaltro nella gestione dei tantissimi clienti della piazza padovana. Ha sempre vissuto nell'ombra, non ha mai operato direttamente, non ha mai ricevuto personalmente o consegnato sostanze stupefacenti, ha semplicemente demandato agli altri e ha assunto la figura di vero regista dell'intera attività. A rendere competitiva l'organizzazione criminale era il prezzo applicato alla droga, in particolare all'eroina, il cui costo in questi mesi è crollato a causa della maggiore quantità immessa nel mercato. Il calo del prezzo della singola dose fa sì che il mercato della droga venga completamente ampliata anche ai giovani, addirittura anche ai giovanissimi. Una piccola quantità costa dai 7-10 euro e in alcuni casi anche 5 euro. L'eroina caramellata purtroppo è molto conosciuta tra i giovanissimi perché viene inalata, ha un gusto più gradevole, ma questo non significa che sia meno pericolosa, anzi crea fin da subito una forte dipendenza.